Hanno vinto i sindaci. L'ufficio INPS di Milano, che doveva chiudere i battenti per essere spostato a Dolo, rimarrà aperto. Gli utenti dovranno sopportare qualche piccolo disagio per dei lavori di ristrutturazione, ma il servizio verrà garantito. Siamo riusciti a portare a casa che il punto INPS di Milano non verrà chiuso se non per i lavori che devono fare di produzione, ma al cittadino gli interessa avere le loro informazioni, la pensione, il CUD, tutte quelle cose lì che gli servono, verranno garantite. I primi cittadini che avevano chiesto al dirigente regionale dell'INPS di fare marcia indietro hanno incassato un'ulteriore buona notizia. Ai sindaci è stata promessa la formazione di un dipendente del municipio che potrà così dare informazioni ai cittadini direttamente in loco, senza costringerli ad andare fino a Milano. Abbiamo avuto una piccola soddisfazione, siamo passati dalla lama al manico, no? E abbiamo portato in ogni comune di questi comuni del Milanese una postazione che può, senza andare a Milano, il cittadino di quel comune andare nel comune e avere tutte le informazioni all'interno della propria comunità. Quindi il comune si fa carico di fare anche questo. Questa è una cosa che non ci aspettavamo, ma il dottor Salomone ci ha fatto la proposta di venire a formare una persona all'interno del comune e noi con molto volentieri riusciamo a dare al cittadino un servizio che prima non aveva.